il medico che per primo ha lanciato l'allarme, che ha studiato i PFAS qui nel Veneto per primo e che ha fatto ed è ancora qui che porta avanti questa battaglia, Vincenzo Cordiano, rappresentante di ISDE Medici per l'Ambiente. Sì, buongiorno, grazie per l'invito. Io sono particolarmente contento di vedere tanta gente oggi qui a Vicenza, perché questa è la dimostrazione lampante che quel poco che si è ottenuto dalle istituzioni in difesa della salute pubblica lo si deve soprattutto alla mobilitazione dei cittadini che si sono impegnati con anche a volte avendo delle, come dire, come nel mio caso personale, delle possibili ripercussioni anche disciplinari, perché appunto nel 2013 mi ero opposto alla versione rassicurante che dava la Regione Veneto, ma anche le istituzioni, l'Istituto Superiore di Sanità ed altri, in quanto si diceva che queste molecole non erano pericolose per la salute, che l'acqua si poteva bere, e questo un po' contrastava per esempio con quello che era successo negli Stati Uniti, dove la DuPont aveva contaminato una popolazione con l'acqua del fiume Ohio. E allora io appunto, come diceva, mi sono adoperato un po' all'inizio, un po' da solo, poi coinvolgendo, riuscendo a coinvolgere rappresentanti di istituzioni, ma anche l'appoggio di certi politici lungimiranti. Qui bisogna dirlo, lasciatemelo dire, qui c'è Andrea Zanoni che fu il primo a livello europeo nell'agosto 2013 a telefonarmi, a informarsi sulla pericolosità di queste sostanze e a presentare delle petizioni e non a fare semplicemente un'attività di tipo di facciata come fecero loro tanti politici locali. Perché è importante la mobilitazione, soprattutto perché ancora oggi c'è nell'ambito delle istituzioni che dovrebbero difendere la salute pubblica una tendenza a minimizzare sugli effetti tossici e soprattutto di queste sostanze che, ricordo, sono alcune cancerogene, altre tutte possono essere considerate interferenti endocrini, quindi predisporre al rischio di avere tutta una serie di malattie che cominciano a manifestarsi fin da bambino, ma poi soprattutto trovano completa realizzazione nell'età adulta. E ricordo che appunto la mobilitazione dovrà continuare, soprattutto per cercare di ottenere quello che non è stato fatto ancora dalla Regione. Per esempio, manca ancora uno studio epidemiologico serio sulla popolazione rossa, nonostante questo fosse stato deliberato nel 2016 dalla Giunta regionale del Veneto. E pare che la Giunta regionale del Veneto non riuscì a trovare 220.000 euro per confinanziare uno studio con l'Istituto Superiore di Sanità. Questo studio epidemiologico appunto costava circa 500.000 euro, l'Istituto Superiore di Sanità ci metteva la metà e il resto avrebbe dovuto metterlo il Presidente della Regione Veneto. E mi sembra strano che nel ricco nord-est non si riescano a trovare 200.000 euro per finanziare uno studio essenziale che potrebbe dire una parola definitiva e probabilmente avrebbe potuto essere utilizzato anche in queste aule a dimostrazione della tossicità e degli effetti tossici che questa popolazione ha subito. Quindi nella Regione Veneto, dove si spendono milioni e miliardi di euro per fare delle infrastrutture, tanto la Pedemontana per esempio, ma anche le prossime Olimpiadi di Cortina, si spendono miliardi per infrastrutture sulla cui utilità sicuramente ci sono molti dubbi, utilità per il pubblico, per i cittadini del Veneto, quindi non si riesce a trovare una manciata di denari per fare uno studio serio. Ricordo che ancora manca uno studio, non è mai stato fatto uno studio sui neonati. Noi non sappiamo, anche questo sarebbe importante, noi in Veneto non sappiamo quanti PFAS ci sono al momento della nascita dei bambini e sicuramente saranno contaminati perché le mamme non possono fare a meno di passare queste molecole durante la gravidanza ai bambini che nasceranno già con alterazioni che possono appunto aumentare il rischio di tante malattie. E poi manca ancora
un studio per esempio fatto sui lavoratori, forse ne si sta a parlare, non solo i lavoratori della Miteni, ma anche i lavoratori nelle numerose fabbriche, pare che soltanto in provincia di Vicenza ce ne siano 500, che utilizzano queste molecole per fare i prodotti di uso quotidiano che noi tutti utilizziamo. E si sa che questi operai diversi dalla Miteni o dalle fabbriche, diciamo, dove le producono, hanno valori nel sangue più alti, sicuramente non a livelli tipo quelli degli operai della Miteni, però questi possono avere appunto valori molto alti di PFAS ed avere il rischio di malattia. Anche questo andrebbe come dire, accertato con studi fatti appositamente e non lasciati così morire ancora prima di nascere. E quindi, ripeto, l'invito è quello a mobilitarsi e soprattutto perché la diffusione di queste molecole è molto molto più ampia di quello che noi sospettiamo. In base ai dati ARPAV, quindi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Veneto, si può dimostrare, l'ARPAV fin dal 2013 raccoglie i dati, li pubblica sul suo sito a disposizione di tutti. Possiamo andare a vedere come in vicinanza, per esempio, dei cantieri della Pedemontana, non solo a Castelgomberto, ma soprattutto in provincia di Vicenza, ci siano nei siti entro 200 metri dalla Pedemontana valori altissimi di PFAS. Per non parlare poi delle discariche. Se voi andate a vedere la mappa, se voi andate a vedere appunto i dati di questo studio dell'ARPAV, vedete come per esempio a Vittorio Veneto, in vicinanza di una discarica, ma anche a Thiene, sono stati riscontrati valori nelle falde acquifere, quindi non nell'acqua potabile, nelle falde acquifere profonde e nei fiumi, quindi nei laghi, nelle acque superficiali, valori che arrivano ad avere 8.000 nanogrammi come somma di PFAS. E questi sono dati ufficiali e da anni che si sa queste cose, eppure gli amministratori locali fanno finta di niente, tanto loro si trincerano dietro, come dire, la scusa che riguarda soltanto le falde potabili, le falde acquifere profonde, i laghi, ma non l'acqua potabile, come se a un certo punto non ci fosse una certa comunicazione fra le acque profonde che diventano superficiali perché alla fine emergono nelle zone di risorgiva e poi queste acque possono essere utilizzate per produrre alimenti, per allevare gli animali che andranno a finire poi sulla nostra tavola. E quindi c'è importante l'impegno di tutti perché anche in quelle zone dove l'acqua potabile contiene pochi PFAS, pochi nanogrammi, anche la popolazione che beva per anni questa acqua con più di 1 nanogrammo di PFOA può avere nel tempo raggiungere valori superiori nel sangue superiori a quelli che l'EFSA ci dice aumenta. L'EFSA è l'Agenzia Europea per la salute degli alimenti. Quindi basta avere valori di 2 nanogrammi nell'acqua potabile di PFOA che bevuta per più di 2 anni, alla fine, siccome si accumulano e queste molecole una volta che entrano non escono facilmente dal nostro corpo, è facile arrivare a superare il valore di 6,9 nanogrammi per millilitro nel sangue, che appunto aumenta il rischio di tante malattie. E quindi invito la popolazione, tutti quanti, di cercare ancora di non demordere, di continuare ad impegnarsi per assicurare la salubrità dell'acqua, degli alimenti e dell'ambiente in cui viviamo. Grazie.